Era stata annunciata ma non è ancora arrivata. La raccolta differenziata a Zingarello resta un miraggio e così nella frazione balneare di Agrigento i disagi di servizi non vengono più a ragione tollerati dai residenti e dai villeggianti alle prese con l'emergenza. Adesso nella zona sono stati rimossi anche i cassonetti dopo le fiamme dei giorni scorsi, appiccate proprio per rimuovere la montagna di rifiuti rimasta abbandonata per strada a lungo, con tutte le conseguenze del caso in termini igienico-sanitari. Una situazione non più sopportabile è il coro che si leva da Zingarello e gli abitanti, stanchi, si mobilitano. Per una protesta e per provvedere a un esposto a tutti gli enti qua compresi per quanto riguarda il problema della spazzatura a Zingarello. Per quanto riguarda appunto questo problema gravissimo dove l'amministrazione comunale è in questo momento latitante, ci deve spiegare il signor sindaco come gli abitanti di Zingarello, coloro i quali pagano le tasse, va bene, dove debbono conferire questa spazzatura. Gli abitanti di Zingarello si stanno organizzando e daranno questo esposto a tutti gli enti messi qua in preposti, va bene, affinché questa problematica si definisca in maniera tranquilla per tutte le famiglie e per passare anche una ottima estate. Noi diciamo fortemente che il porta a porta della differenziata deve essere fatto anche a Zingarello. Ma perché a Zingarello il servizio porta a porta non decolla? Incomprensibile, spiega questo cittadino, anche perché noi quello che il comune ci ha richiesto lo abbiamo fatto. Abbiamo ritirato i contenitori della spazzatura al Palacongressi di Agrigento facendo un'enorme fila. Io ci sono andato 4 volte per ritirarli e finalmente ce li ho a casa, ma inutilizzabili.